Schlein για 1 λεπτό. Grazie Presidente. Non ci sono dubbi sull'importanza di un piano di investimenti per l'Africa che può trarre grandi benefici da un vasto programma di cooperazione. Eppure questa proposta pare incentrata soprattutto a rafforzare la cooperazione e le capacità degli Stati terzi affinché impediscano alle persone che fuggono da guerre e da povertà di raggiungere le nostre coste. Alla base del documento vi è una condizionalità che tradisce il senso della cooperazione e a questa intende sottoporre l'intero rapporto coi paesi terzi, che dovrebbe basarsi sul rispetto reciproco ed equità. Trovo preoccupante deviare i fondi destinati alla cooperazione per finalità di border management. Esso non crea opportunità per i giovani africani, non combatte le diseguaglianze ma le aumenta e non aggredisce le cause profonde dei flussi migratori. E qui bisogna che gli Stati membri passino dalle parole ai fatti, perché ad ora anche gli aiuti promessi non si sono visti. Ecco, esternalizzare le nostre frontiere e responsabilità non è la soluzione, tanto più che i governi europei ancora si rifiutano di mettere in campo quelle soluzioni comuni che sole potrebbero affrontare il fenomeno. Grazie. Σας ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ομιλητών και προχωρούμε στην διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχτεί 17 αιτήματα με τη διαδικασία του Catch the Eye, όπως αντιλαμβάνεστε είναι αδύνατο να εικονοποιηθούν όλα. Θα δεχθώ τα 5 από αυτά, ένα για κάθε πολιτική ομάδα.